Food Tradition e Arte, cibo, tradizione e arte, questo è il tema dell'iniziativa presentata oggi presso il Belvedere della Scala dei Turchi a Realmonte, che si svolgerà durante l'estate. Un viaggio alla scoperta dei luoghi, delle leggende, del cibo e delle tradizioni contadine realmontesi. Diverse le aziende del luogo che stamani hanno mostrato ai turisti presenti le specialità culinarie tipiche con degustazioni in loco e anche momenti di intrattenimento musicale e culturale. A fare gli onori di casa l'assessore alla cultura del comune di Realmonte, Paolo Salemi. Tra le tante iniziative oggi qui si presenta Visit Realmonte. In cosa consiste? Sì, siamo sul Belvedere Scala dei Turchi e siamo qui per raccontare la storia di Realmonte. Realmonte per tradizione è una società contadina e quindi collegandoci alla società contadina raccontiamo le leggende di quell'ambiente e facciamo degustare le pietanze tipiche dei contadini come i prodotti da forno, cugerune, coggiachi sardi, ma siamo qua anche per raccontare la leggenda della Scala dei Turchi, perché a un certo punto Realmonte viene fuori dall'agricoltura e quindi comincia, soprattutto dal 2005 in poi, un'avventura verso lo sviluppo turistico. Uno sviluppo turistico che attraverso la Scala dei Turchi ormai ci ha consentito di arrivare in tutto il mondo e che ormai punta su un prodotto turistico integrato che è l'insieme fra balneazione, natura, gastronomia, piccoli eventi, diciamo tante belle cose che ormai noi intendiamo annunciare al mondo anche con questa occasione, con l'occasione Visit Realmonte. Io sono Anna Montante e sto preparando la coggia coi sardi, che è un piatto tipico della tradizione realmontese. È una sorta di pastella che si frigge con sarda salata, sale e pepe e veniva preparato in particolare per San Martino per poter degustare il vino nuovo. Oggi c'è cudirone, patate, cipolla e pomodoro, tipico del Realmonte, con un poco di pecorino, olio extravergine di oliva, poi abbiamo anche il pane che la farina è prodotta qui in paese, fatto con lievito madre. Stiamo valorizzando il territorio di Realmonte, che è bello non solo dal punto di vista naturalistico ma anche dal punto di vista storico delle nostre tradizioni, quindi poi potete vedere questo panificio che produce ancora il pane con il lievito madre, con il grano russello di una qualità siciliana antica e prodotti tipici realmontesi. Poi le signore della Proloco che stanno preparando la colla con le sarde, che è un piatto tipico di Realmonte, e poi il nostro amico Tonino, che è un agronomo che ha deciso di dedicarsi all'agroalimentare recuperando i semi antichi e quindi le eccellenze del nostro territorio, e poi un artigiano che è un bravissimo scultore che cerca di far conoscere la nostra storia attraverso le sculture e i pannelli del cantastorie. La Sicilia sicuramente è un luogo magico per la storia che ha e per l'ambiente, il mare. Sì, anche questo luogo. Adesso io giù non sono andata però immagino che sia veramente unico.